Buonasera amici di Fanner e benvenuti. Per la 15ª giornata della Lega Calcio a 5 si affrontano Romilton e SMC 1989. Avanza ora Pennacchiotti, la palla in mezzo, la deviazione e il gol di Pontani che porta in vantaggio il Romilton 1-0. Gestisce ora il Romilton con Pennacchiotti, disimpegno, sbagliato, Paradiso ruba il pallone, il tiro sul primo palo, riporta in parità la partita, Paradiso, l'SMC che ora dentro in postazione, ruba palla Pasquin, dalla sinistra, fugge, può tirare, la conclusione sul secondo palo, arriva ora la deviazione sotto porta di Porcelli, 2-1 per il Romilton, Pasquin dalla sinistra, la conclusione potente, forse un fallo di mano. Sì, fallo di mano di Pasquin, l'arbitro indica il calcio di rigore. Calcio di rigore, Pasquin a incaricarsi della battuta, il sinistro, potente, batte il portiere avversario, 3-1 per il Romilton. Romilton a manovrare l'azione, Pennacchiotti, scarica per Cogomeri che si defila, il destro, non impeccabile il portiere avversario, 4-1 per il Romilton. SMC, ora in avanti. La palla per Bagnato che chiede l'1-2, Bagnato riceve il pallone, il tiro, la conclusione, respinta. Ancora un'ottima presa del portiere avversario, occasione che sfuma. Ancora il Romilton, Pontani riceve palla, si accentra, la percussione di Pontani che salta un uomo e poi la conclusione. Azione personale di Pontani, 5-1 per il Romilton. SMC, palla dentro per Prudente, atterrato dal portiere avversario. Calcio di rigore in favore del Romilton. Tango alla battuta del calcio di rigore per l'SMC. Va ora il destro, centrale. Buona la respinta di Imparato. Si porta avanti l'SMC con il proprio portiere. L'azione insistita. Perde però palla ora. Il Romilton può approfittarne. Il sinistro dalla distanza che sorprende tutti di Pasquin. È il 6-1. Arriva ora il triplice fischio arbitrale. Vince il Romilton. Conquista 3 punti volando a 30 in classifica. Rimane nono invece l'SMC.